Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia Feldi Eboli, 24esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Angelini vuole mantenere l'imbattibilità casalinga nel girone di ritorno. La Feldi va a caccia del quarto successo consecutivo, due squadre in salute, due squadre pronte a darsi battaglia. Entrambe sul rettangolo di gioco, l'ingresso in campo di queste due formazioni, come detto, in grandissima forma. Noi andiamo a conoscere i quintetti di partenza. Lido di Ostia con Di Ponto tra i pali, in mezzo al campo Gattarelli, Pasetti, Motta e Poletto. A disposizione di Ciccio Angelini anche Cerulli, Francesco Barra, Jetson, Regini, Cutrupi, Colasanti, Rocia, Federico Barra e Di Franco. Una sola assenza, quella di Matteo Esposito. Dall'altra parte Feldi Eboli con Dalcin tra i pali, in mezzo al campo Romano, Patias, Grello e Luisigno. A disposizione di Alberto Richer anche Moura, Caruso, Danicino, Tres, Ielmi, Pasculli e Caponigro. Due assenze per i campani, si tratta di Carabarro e Bissoni. A dirigere l'incontro Michele Ronca della sezione di Rovigo e Enrico D'Alessandro della sezione di Policoro. Al cronometro Marco Moro di Latina. In campo i due quintetti, si avvicina il fischio d'inizio del match, partita che si preannuncia molto equilibrata come quella dell'andata. A vincere fu il Lido di misura 3-2 sul campo della Feldi. Due volte sotto la squadra di Angelini, riuscì poi a imporsi grazie alla doppietta di Cutrupi e al gol decisivo di Daniele Gattarelli. Inutili i centri di Tres e Caruso per i campani. Sarà la Feldi a dare il via a questo match. Patias sul punto di battuta nel cerchio di centrocampo. Impatto devastante per il numero 8, 9 gol già realizzati. Fischietto in bocca, ci siamo, tutto pronto al Pala di Fiore. Si comincia, Patias all'indietro, il primo possesso del match con Luisigno che imposta da dietro. Patias cercato e trovato, va a puntare Gattarelli, il doppio passo, Patias! Il primo brivido del match dopo 10 secondi. La giocata di Patias che ha puntato, ha calciato, palla fuori, ma Eboli subito pericoloso dopo appena 10 secondi. Adesso la prima gestione del Lido con Poletto. Gattarelli, se ne va Gattarelli! Calcia male, si era liberato Pasetti dall'altra parte, ritmi vertiginosi, avvio davvero entusiasmante al Pala di Fiore. 19 secondi, un'azione, una conclusione a testa. Adesso è Dalcin che con le mani va a rimettere in gioco il pallone. Luisigno, Patias all'indietro, Romano imposta il numero 4, Grello, Patias, alto il Lido a pressare. Luisigno, la sua qualità, Patias sotto le gambe, il velo per Romano, poi Grello con l'esterno, Patias, Grello, pronto il blocco di Romano, sfruttato da Grello, Patias, Luisigno, Grello la fa girare la squadra ospite, Patias fermato da Gattarelli che poi cerca un improbabile colpo di tacco verso Pasetti. Rimessa laterale che verrà battuta da Sergio Romano. Ritmi altissimi al Pala di Fiore in questo primo minuto di gioco. Luisigno con il mancino, deviazione, calcio d'angolo. Resta in attacco la Feldi che sta vivendo un grande momento di forma. 3 vittorie di fila per i ragazzi di Richer che nell'ultimo turno hanno vinto il derby tutto campano con il Real San Giuseppe. Adesso Luisigno, ancora il tentativo con il mancino, il corpo di Motta, un altro mancino a mettere il pallone in fallo laterale. 0-0 al Pala di Fiore, attacca la formazione ospite. Entrambe le squadre nel prossimo weekend saranno impegnate nel turno preliminare di Coppa Italia. In palio la Final 8, Eboli in casa contro il Mantova, Lido invece fuori casa sul campo del Real San Giuseppe. Patias ha provato, ha colpito malissimo, pallone addirittura in fallo laterale con il possesso del Lido. Motta lo scambio con Gattarelli, poi Di Ponto va a lungo.
Pallone impossibile per Poletto, ma il Lido almeno può respirare e può alzare il baricentro. Dalcin per Romano, apertura sulla destra, Luisinho, capocannoniere della Feldi con 13 gol in campionato. Lancio lungo per Romano che mette in mezzo, Patias spreca così occasione gigantesca per il numero 8 che ringrazia Romano e chiede scusa per aver sbagliato un gol che sembrava già fatto. Scoperto il Lido che ha rischiato tantissimo, ma adesso riparte con Poletto, spalla alla porta il numero 89, grande gestione, poi Gattarelli non riesce a sfondare, tocca per ultimo, rimessa laterale per il Lido, quindi l'ultimo tocco non è stato del Gatto bensì di Grello. Possesso per la squadra di Angelini, Motta in mezzo, Grello chiude, poi Poletto si va a prendere il calcio d'angolo. Lido prova a reagire, a respirare, portandosi in avanti, calcio d'angolo che verrà battuto da Pasetti, uno degli eroi di Mantova, a segno con un grandissimo cucchiaio, gol meraviglioso, il secondo in Serie A per il giovanissimo ex Roma. Adesso Grello si accentra, poi malinteso con Luisinho, rimessa laterale per la squadra di Ciccio Angelini, che qui in casa al Pala di Fiore nel girone di ritorno non ha mai perso, 9 punti in 5 partite. Patias con il petto, Luisinho fermato da Gattarelli che non riesce però a gestire il possesso, rimessa laterale per i campani, 1,50 sul cronometro del primo tempo, 0-0 al Pala di Fiore. Romano, Luisinho, il 22, cerca con lo sguardo Patias, lo serve, scambio tra i due. Poi Grello coinvolto nel possesso, stop errato del numero 21, rimessa laterale per il Lido di Ostia, andrà Motta, già servito Gattarelli, pallone che viene fatto girare, Pasetti a ricevere, Poletto, poi Motta, tocco di ritorno, si chiude l'Eboli che riparte con Romano, prova il 4, l'ex giocatore della nazionale italiana. Grello, Patias, Romano, Patias cambia lato, Luisinho cerca lo spunto, saltato Motta, arrivano altri due, Pasetti e Gattarelli, lo fermano in fallo laterale dopo lo spunto importante, saltato Motta, poi marcatura triplicata, Patias, Gattarelli ad anticipare l'intervento di Di Ponto, a mettere in calcio d'angolo. Eboli che vuole il gol del vantaggio, ha sprecato un'occasione clamorosa con Patias che ha calciato alto da ottima misura, da ottima posizione. Patias ancora prova con il destro, pallone sul fondo, andrà Di Ponto con le mani. Motta per Pasetti, la frenata del 2002 che poi cerca Gattarelli, si fa vedere il 4 centralmente, termina a terra, un po' di confusione, riparte Patias, è tutto solo, cerca la porta, trova la risposta di Edoardo Di Ponto e allora Motta, Poletto anticipato da Grello, il 5-3-2, partita fisica qui al Pala di Fiore, 0-0 il punteggio al terzo della prima frazione. Adesso la rimessa per i padroni di casa con Raul Rocha che va in avanti da Poletto, si vuole girare, ci riesce, Dalcin strepitoso sul lampo di Fabio Poletto, il miracolo del numero 3, la prima grande chance per il Lido di Ostia grazie a un'iniziativa di Fabio Poletto, lavoro straordinario da pivot, destro immediato, Dalcin super, Motta calcio d'angolo, scucchiaiata la testa di Poletto, il pallone che non inquadra lo specchio, la rimessa dal fondo del campo con le mani di Dalcin, pronto a servire i compagni, lancio lungo perfetto per Patias, perfetto anche l'anticipo di testa di Daniele Gattarelli che ha messo in fallo laterale, stagione eccezionale quella del Gatto, rendimento superlativo in difesa ma anche un contributo fondamentale in attacco con 8 gol realizzati, il quarto miglior marcatore della formazione di Angelini. Arriva il fischio, il direttore di gara a punire una scorrettezza della Feldi, primo fallo del match dopo 3 minuti e 10 secondi, calcio di punizione per il Lido con Jetson sul punto di battuta. Pronto l'ex Lazio che allarga per Cutrupi,
Jetson ancora a ricevere e a cercare nuovamente Cutrupi, che ringrazia per l'idea non perfetta l'esecuzione. Può ripartire la Feldi, cambi per entrambi gli allenatori che provano a mischiare le carte alla ricerca della soluzione vincente per sbloccare un match in grande equilibrio. Due grandi occasioni, una per Patias, una per Poletto, giusto lo 0-0, anche se la Feldi sta tenendo maggiormente il pallino del gioco qui sul campo del Lido di Ostia in questa 24esima giornata del campionato di Serie A, la terzultima, l'11ª di ritorno, chiamatela come volete. Siamo nelle ultime fasi della regular season, obiettivi diversi per queste due formazioni. La Feldi vuole consolidare il piazzamento playoff e ottenere la migliore posizione possibile, invece il Lido cerca punti per la salvezza diretta. Poletto si gira e allarga sulla destra per Jetson, poi Roccia prova il 14 che va a puntare Tres, si accentra Roccia, suolata intelligente per Jetson, apertura precisa per Cutrupi, Roccia alza il pallone, trova il soffitto del pala di fiore, rimessa laterale per la squadra ospite, come detto reduce da 3 vittorie consecutive. I campani vogliono vendicare la sconfitta dell'andata con la Feldi che si trovò per 2 volte in vantaggio grazie a Tres e Caruso, entrambi sul rettangolo di gioco in questo momento. La rimonta importante però del Lido con la doppietta di Cutrupi e il gol decisivo di Daniele Gattarelli. Caruso spalla alla porta, pressato da Jetson, scarica all'indietro, poi l'apertura per Tres. Caponigro, il 24, avanza imbucata per Caruso che difende il pallone, duello fisico con Jetson, Caruso a terra, si prosegue, arriva Tres ad alimentare l'azione, poi Caponigro, Poletto vuole il fallo laterale, lo ottiene, il Lido può gestire, pronto Federico Barra Bordocampo, tra poco l'ingresso in campo del capitano del Lido di Ostia. Intanto la rimessa battuta da Cutrupi, Jetson, Roccia sbatte su Tres, secondo tentativo per Roccia che rischia, aiutato da Di Ponto che esce e blocca la sfera. Poletto spalla alla porta, si gira all'89, suolata, Roccia però non aveva accompagnato l'azione, allora Eboli con Dalcin, Caruso, Caponigro, Tres, si alza il Lido a pressare, Tres aggredito da 2 giocatori, pallone messo in fallo laterale, efficace la pressione del Lido di Ostia che adesso cambia il suo pivot. Fuori Poletto, 13 gol in campionato, dentro il capitano, la bandiera Federico Barra, 3 gol in campionato per il numero 21 che adesso va ad occupare la posizione di attaccante, di punto di riferimento della squadra di Ciccio Angelini che gestisce da dietro con Roccia. Cutrupi, Jetson si fa vedere, riceve, allarga, Barra di prima, ottima l'intenzione a cercare Cutrupi, la deviazione di Moura e poi la presa di Dalcin che con le mani va da Caruso, lo trova, controllo efficace del numero 9 che si gira alla grande, poi Barra lo ferma, Cutrupi prova a sgusciare con la sua tecnica, con un po' di fortuna, alla fine però perde il pallone, allora Moura! Fuori di nulla, un'altra chance per l'Eboli con il mancino del numero 2 da ottima posizione. Moura non ha trovato la porta, graziando Edoardo Di Ponto che adesso con le mani fa ripartire i suoi. Jetson, Cutrupi, Jetson, Roccia nella sua area di rigore, pressato, cerca Cutrupi, pallone complicato, la magia di Cutrupi che difende la sfera, poi torna da Roccia, in avanti Jetson, ottimo lavoro, scarico sulla sinistra, Barra vuole puntare, il mancino respinto da Moura, poi alleggerisce Jetson ricominciando da Di Ponto con i piedi, lancio lungo calibrato male dal numero 26, messa dal fondo per Dalcin. 6 primi, 1 secondo sul cronometro, 0-0 il punteggio in questa 24esima giornata del campionato di Serie A. Caruso di prima, Moura imposta, Luisinho riceve, il 22 cambia lato, allora Tres, Moura vuole puntare, prova il mancino come prima, anche in questo caso non inquadra lo specchio, secondo tentativo di fila del numero 2, rimessa dal fondo per il Lido.
di punto per Jetson. Kutrupi prova il 10, poi Jetson, Barra, si alza il pressing della Feldi. Jetson si prende il fallo laterale sull'ultimo tocco di Caruso, adesso Rocha pronto a battere. Jetson, Rocha, tocco di ritorno, il triangolo si chiude, Jetson di prima, non benissimo, Barra anticipato, Luisinho per Dalcin, alza il pallone. Di Ponto si accontenta della rimessa dal fondo, prende il pallone con le mani adesso, cerca con lo sguardo Federico Barra, poi preferisce l'appoggio comodo per Rocha, l'errore di Jetson, l'Eboli allora attacca, rimessa sulla tre quarti per la formazione di Alberto Riquer, 3 vittorie di fila per lui, Luisinho sulla destra contro Kutrupi, cambio di lato, allora Tres, autore del momentaneo 1-0 nella gara di andata, Grello, Caruso, fermato da Rocha, si distende il Lido, Rocha si scatena, va da Barra, pallone complicato, Barra in scivolata, non riesce a servire Kutrupi, allora dall'altra parte Luisinho cerca la magia con la suola, il grande ripiegamento difensivo di Federico Barra che adesso con un tocco un po' timido va da Rocha, Rocha punta, pallone illuminante per Jetson, chiuso da Dalcin, allora Grello, Luisinho, ritmi altissimi, Luisinho centralmente, Rocha, poi Barra, 3 contro 1 per il Lido, Barra avanza il capitano per Rocha, Rocha fermato da Dalcin, strepitoso il numero 3 che ha murato la ripartenza del Lido di Ostia, determinante l'estremo difensore ex Melilli, strepitosa risposta sulla ripartenza immediata del Lido di Ostia. Motta pronto a battere questo fallo laterale, ottavo del primo tempo, punteggio ancora sullo 0-0, ma non sono mancate le occasioni, le emozioni qui al Pala di Fiore, entrambe le squadre cercano il gol del vantaggio, adesso Gattarelli va a sfiorare il palo in estirada, il gatto a un passo dall'1-0, ancora il Lido di Ostia che sta crescendo. Diverse occasioni per i padroni di casa, adesso un problema per Dalcin, grande protagonista di questa prima fase del match, l'estremo difensore che adesso va a dissetarsi, non dovrebbe essere nulla di grave per il numero 3, un gol in campionato per lui, pronto alla rimessa con le mani, Dalcin che avvicina a lui Grello, lascia l'impostazione al 21, arrivato a stagione iniziata, con lui anche Patias, adesso in panchina il pivot, già autore di 9 gol, Gattarelli allontana, spazza via tra le braccia di Dalcin, adesso Grello, avvicino a lui Luisinho, scambiano i giocatori della Feldi, arriva Federico Barra che recupera il pallone, si prende il fallo laterale, possesso Lido di Ostia. Motta a cercare Kutrupi, il mancino al volo sul corpo di Romano, si era coordinato alla grande il numero 10 che aveva cercato una magia per sbloccare il match, si resta però sullo 0-0 dopo 8 primi 10 secondi giocati a ritmi pazzeschi da queste due formazioni, davvero in salute. Calcio d'angolo, Gattarelli con il mancino, Romano ancora a deviare la traiettoria del pallone, Lido che resta in avanti, Motta pronto per il fallo laterale, il 99 ormai punto fisso della nazionale di Bellarte. Kutrupi, Barra si gira, deviazione, Kutrupi si accontenta del calcio d'angolo. Ricordiamo le assenze, Esposito per il Lido, Canabarro e Bissoni per la Feldi Eboli. Calcio d'angolo per i padroni di casa, Barra, Gattarelli con il diagonale che non trova lo specchio di porta, rimessa dal fondo, andrà Dalcin con le mani, torna sul rettangolo di gioco Pasetti al posto di Kutrupi. Luisinho avanza, supera la linea del centrocampo, scarica all'indietro, Grello, poi Danicino, Luisinho, pallone complicato, tenuto in campo, Danicino scarica, Grello prova la conclusione, sbatte su Pasetti,
arrivato dalla Roma in prestito, prima esperienza in Serie A, impatto importante con 2 gol per il classe 2002. A segno contro il Sandro Abate, ma soprattutto contro il Mantova nel successo dell'ultimo turno all'ultimo secondo, grazie al gol decisivo di Poletto. Motta si accentra, allarga per Barra, ha capito Grello che però non riesce a tenere in campo il pallone. Allora Lido ad attaccare quando ci avviciniamo a metà del primo tempo, 10 primi e 52 secondi per l'esattezza alla fine di questa prima frazione. Motta con il mancino, c'è la potenza, manca la precisione. Allora Dalcin con le mani pronto a rimettere in gioco il solito lancio lungo tra le braccia dell'altro portiere Edoardo Di Ponto. Pasetti in avanti, Grello in anticipo, rimessa laterale per la squadra di Ciccio Angelini, letteralmente esploso dopo il gol di Poletto a Mantova. L'esultanza di tutto il Lido di Ostia, si è scatenato Ciccio Angelini, successo fondamentale per il suo Lido che ha scavalcato il Mantova prendendosi il 9° posto in classifica, 25 punti per Barra e compagni che cercano la salvezza diretta o quantomeno il quart'ultimo posto per avere la possibilità di giocare il play-out con il ritorno in casa. Patias va a cercare Grello, di nuovo Patias nel cerchio di centrocampo, cambia fascia, Poletto intuisce, mette in fallo laterale, ringrazia Danicino che va ad occupare l'area di rigore. Poi torna indietro, riceve il pallone da Luisigno. Grello, Luisigno, le finte del 22 che va a puntare Gattarelli. Patias tocca male, Poletto riparte, è un po' isolato, Poletto va da solo, viene fermato, lotta, si riprende il pallone, allora Pasetti ad aiutarlo, Motta a ricevere, Poletto cerca la giocata, rimessa Lido. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, 9 primi 49 secondi all'intervallo, 0-0 al Pala di Fiore in questa 24esima giornata del campionato di Serie A. Motta per Gattarelli, battuta male la rimessa laterale, allarga le braccia Motta, possesso per la Feldi, andrà Sergio Romano, pronto il 4. Grello riceve Luisigno, poi sulla destra contro Pasetti, le finte, Luisigno si accentra, poi va da Grello, cambio di lato, si attacca sulla sinistra, si torna a destra da Luisigno, prova il 22 con la sua qualità. Grello, Patias usa il fisico per tenere distante Gattarelli. Luisigno cerca il momento giusto, la Feldi che cambia lato, Romano contro Gattarelli, pallone messo in mezzo, allontana prima Di Ponto, poi Gattarelli, Dalcin a gestire, Grello a ricevere, Luisigno sulla destra, cambio di lato perfetto per Patias. Grello attende nella sua metà campo difensiva il Lido di Ostia, allora Luisigno perde il pallone, Pasetti in fallo laterale. Grello, Patias va da Luisigno, sfida con Pasetti, vince ancora il giocatore del Lido, la rimessa però è della Feldi. Luisigno, pallone in mezzo forte, ancora Luisigno, seconda chance, questa volta ricomincia con calma da dietro, poi Romano manda a vuoto Gattarelli, non può gestire però la sfera che adesso viene lanciata in avanti da Motta. Patias in anticipo su Poletto, sfida tra grandi pivot, lancio lungo, Patias di testa sull'uscita non perfetta di Di Ponto che qui ha rischiato qualcosa, graziato dal colpo di testa di Patias, alto sopra la traversa, rimessa dal fondo battuta. Tutto da rifare, batti da dentro il campo, queste le parole del direttore di gara. Allora Motta adesso cerca la conclusione, aveva visto fuori dai pali Dalcin, ha cercato di sorprenderlo, sarebbe stato un gol magnifico, pallone però alto sopra la traversa, Tres aggredito, trova Romano, si torna da Tres, lancio lungo, svirgola un po' il pallone Tres ma trova Patias che poi viene chiuso da Motta. L'abbraccio tra i due e il possesso per la Feldi che torna ad attaccare.
Andrà Grello per questo fallo laterale, pronto il numero 21, Patias nel cerchio di centrocampo, si è staccato il numero 8 che adesso va a consegnare il pallone all'altro numero 8, vale a dire Jetson Kutrupi. Jetson ha un po' di spazio, avanza, poi viene chiuso da Patias in fallo laterale. Jetson, Kutrupi, Rocha, Poletto, spalla alla porta, si gira, Poletto cerca la conclusione, trova l'opposizione di Grello che sporca il pallone mettendo in fallo laterale. 13° della prima frazione, 0-0, partita molto intensa. Kutrupi, Rocha cerca la porta, non la trova di poco. Buon tentativo del 14 che adesso dà indicazioni ai compagni. Lido che si mantiene alto con il baricentro, poi la testa di Rocha ad anticipare Patias, pallone in calcio d'angolo. Le indicazioni di Cicciangelini e i suoi ragazzi che devono difendere su questo calcio d'angolo che verrà battuto da Grello. Il 21 scucchiaia, Romano al volo, Di Ponto allontana, poi la conclusione di Grello sul muro difensivo del Lido. Doppia chance per la formazione campana che resta in zona d'attacco. Grello per questo fallo laterale in mezzo. Di Ponto in calcio d'angolo, ha difeso il primo palo il 26. Sempre Grello per questa palla inattiva. Rocha ha capito tutto, poi in avanti per Kutrupi, gran pallone, Kutrupi incrocia, Dalcine blocca senza problemi, Romano controlla male, bruciato da Poletto, Poletto poi Kutrupi controlla male, ancora Kutrupi da terra, Poletto per Rocha, insiste il Lido di Ostia, tentativo di elastico di Rocha, poi Jetson la chiama Rocha, la riceve sulla sinistra, può puntare Grello, 1 contro 1, Rocha, ancora il tentativo di giocata, fermato e poi ripartenza Eboli con Tres, ancora Tres, si ritrova il pallone tra i piedi, Grello, Tres, Grello, scambio prolungato tra i due, la Eboli gestisce, la Feldi gestisce con calma, Grello, Romano, Tres, si chiude il triangolo, poi Patias con intelligenza per Grello che può avanzare, supera il centrocampo, tocco a cercare Patias, impossibile arrivare sul pallone, rimessa dal fondo che verrà battuta con le mani da Edoardo Di Ponto. Il 26 va da Rocha, si fa vedere Poletto, riceve il pallone l'ex Mantova, prova Fabio Poletto, conclusione, deviazione, calcio d'angolo per l'89. A terra un giocatore della Feldi, gioco fermo dunque al Pala di Fiore quando mancano 6 minuti e 42 secondi alla fine di questa prima frazione. Abbiamo detto di Poletto, ex Mantova, ovviamente anche ex Feldi Eboli. Mentre si rialza Grello, il 21 che era rimasto a terra nell'area di rigore dei campani. Il 21 non sembra al top della forma, va verso la panchina sul rettangolo di gioco. Moura e anche Omar Spurio con lo spazzolone per asciugare la porzione di campo rimasta bagnata dopo l'infortunio di Grello che ha raggiunto in questo istante la panchina. Intanto gioco che può riprendere Jetson per Poletto, la testa dell'89, la presa sicura di Dalcin che con le mani cerca Patias. Di Ponto, uscita non perfetta ma in questo caso efficace. Pallone messo in fallo laterale dall'ex Aniene al secondo anno con la maglia del Lido di Ostia. Patias alle stelle, il numero 8 che poi lascia il campo dentro Caruso, l'ex signor prestito CMB. Rocha pressato, trova Jetson, ancora Rocha,
per Cutrupi, di prima intenzione la testa di Caruso, poi Barra, Jetson di testa a prolungare la sfera, poi Dalcin sbatte con Caponigro, rimessa laterale per il Lido, Cutrupi all'indietro, Barra va a destra da Rocha, prova il Lido, Rocha fermato in maniera giudicata regolare dal direttore di gara, ha usato il fisico Tres, intervento corretto per l'arbitro, e allora possesso Feldi con l'errore di Tres che prova a spiegarsi con Moura, voleva uno scatto Tres, era rimasto fermo Moura che chiedeva il pallone tra i piedi, alla fine sarà rimessa laterale per i bianchi con Christopher Cutrupi, il 10 al Lido di Ostia fin dalla Serie B. Attenzione alla Feldi, l'errore di Tres grave perché avrebbe potuto mandare in porta Caruso. Rimessa dal fondo per il Lido a 5,49 dall'intervallo. Rocha 0-0 sempre al Pala di Fiore, Jetson sulla destra, Rocha, Cutrupi, Rocha con calma verso Barra, il capitano, Rocha, Cutrupi aggredisce la Feldi, Jetson cerca un compagno, lo trova in Federico Barra, il capitano per Rocha, difende il pallone, spalla alla porta, Rocha chiede aiuto a Cutrupi, la chiusura di Tres, poi Moura e Jetson in fallo laterale. Caponigro, Moura e Luisinho, è partito Moura, si va da Caruso, spalla alla porta, raddoppio, Cutrupi tocca e recupera il pallone, poi Barra torna dal suo numero 10, ostacolato fallosamente da Luisinho, calcio di punizione per il Lido, secondo fallo del primo tempo, tutte e due le scorrettezze sono state commesse dalla Feldi, nessun fallo per il Lido, primo tempo fin qui molto molto corretto. Gioco quasi mai interrotto con queste due squadre che si stanno dando battaglia per allungare la propria striscia positiva. Motta cerca la porta, trova l'esterno della rete, Dalcin con le mani verso Caponigro, controllo complicato, difettoso del numero 24 che ringrazia comunque il suo portiere per l'idea, per il lancio. Lido che torna con il pallone tra i piedi, Motta pronto a battere questo fallo laterale, il numero 11 cerca un compagno con lo sguardo, va a lungo verso Gattarelli, ottima lettura di Dalcin che però sbatte sul soffitto del Pala di Fiore. Nuova rimessa laterale per i padroni di casa che guadagnano tantissimi metri, pronto Gattarelli, decisivo nel match di andata con il gol del definitivo 3-2 Lido. Gattarelli, Rocha può allargare sulla destra, lo fa in questo momento, Motta vuole puntare Caponigro, 1 contro 1, le finte di Motta che si accentra, Motta con il mancino, Dalcin, poi Barra che scheggia il palo, doppia occasione Lido, prima Motta con il mancino, poi Barra dopo la respinta di Dalcin a scheggiare il palo. Luisinho rischia, Moura in avanti, Caruso contro Gattarelli, si gira, Caruso di Ponto allontana dopo aver rischiato qualcosa. Occasioni da una parte e dall'altra, primo tempo divertente, adesso attacca la Feldi, Luisinho, Caponigro contro Barra, campo finito, rimessa laterale per la squadra di Angelini, andrà a Motta, scatta Gattarelli, malinteso però, pallone recuperato dall'Eboli, Caruso con il mancino, una grande conclusione del numero 9, palla fuori di poco, non ci ha pensato troppo il pivot ex signor prestito, si è girato, ha calciato, ha sparato con il mancino, per poco non sblocca il match. Adesso Lido con Rocha, un altro errore, poi Motta
Fischia il direttore di gara, punito un intervento pericoloso della Feldi, punizione di seconda, mentre Rocha va verso la panchina. Al suo posto Jetson. Gattarelli si va a prendere il pallone, sarà lui, anzi no, non batte lui, ha preso il pallone ma poi lascia l'incarico a Jetson. Motta, adesso Gattarelli coinvolto nel giro palla, Motta barra, pallone intelligente per Gattarelli che però controlla male, un po' di frenesia del 4, possesso Feldi a 3,58 dal termine del match, del primo tempo ovviamente, non del match. Manca ancora tanto in questa 24esima giornata, obiettivi diversi per le due formazioni. Vuole punti salvezza il Lido, che punta anche a mantenere l'imbattibilità casalinga del girone di ritorno. Cerca invece il quarto successo di fila la formazione di Alberto Richer. Nel prossimo weekend il turno preliminare di Coppa Italia. In palio la Final 8, gara secca con l'Eboli che proverà a sfruttare il fattore campo, ospiterà il Mantova. Il Lido invece sarà impegnato sul campo del San Giuseppe per Barra e compagni, doppio impegno contro il Real San Giuseppe, prima in Coppa Italia, poi nel penultimo turno di campionato. Calcio di punizione intanto, torniamo in cronaca per questa punizione con Motta pronto sul punto di battuta. Va il numero 11 che cerca la porta, non la trova. Può sempre fare male però Gabriel Motta, autore fin qui di 12 gol, giocatore giovanissimo, classe 99, ma con una maturità e con una classe davvero infinite. Lo dicevamo prima, ormai punto di riferimento anche per Max Bellarte, tecnico della nazionale italiana, già qualificata ai prossimi europei in programma in Olanda nel 2022. Torniamo a seguire queste ultime fasi del primo tempo. Recupera la Feldi, Danicino va da Caponigro, il destro di Ponto blocca il pallone e poi va al rilancio cercando Barra che però non può arrivare sulla sfera. Dalcin allora, lungo anche lui per Danicino che spizza di Ponto senza problemi, poi Motta la chiama Jetson, la ottiene, va a lungo per Rocha, difesa del pallone, va Rocha, scarico all'indietro, arriva Motta, attenzione al numero 11, 1 contro 1, Motta va con il destro, Dalcin con il piede, il fallo laterale. La qualità di Gabriel Motta, difficile da marcare perché può calciare sia con il destro che con il sinistro. Motta, Barra, vuole lo spazio per il tiro, ancora il capitano del Lido, fa uscire la sfera, Motta, Rocha, meno di 3 minuti all'intervallo, Rocha si accentra ancora, Dalcin respinge in fallo laterale, buon momento per il Lido, Motta, ancora Dalcin, pallone che si impenna, Barra lo mette giù con una gran giocata, poi viene murato da Grello, riparte la Feldi, spazio per Luisinho sulla destra, prova il 22. È tornato però il Lido di Ostia in difesa, Grello con calma, Caponigro, Luisinho, Caponigro, Grello, Caponigro, tocca Motta, fallo laterale, dentro Romano, fuori Caponigro, dentro Poletto, fuori Barra, un cambio a testa, la rimessa battuta male da Luisinho e allora il possesso per il Lido di Ostia. Grello lascia il pallone a Poletto e poi Poletto va ad occupare l'area di rigore, a battere Rocha, a ricevere Jetson, poi Motta. Punta Tres, cercato Jetson, controllo complicato, Dalcin blocca la sfera. Tres, Romano, tocco di ritorno leggermente lungo, bene così per il Lido.
Si era distesa bene la Feldi con il triangolo tra Tres e Romano, tocco di ritorno leggermente lungo, rimessa Lido, malinteso tra Motta e Poletto, Dalcin con le mani, Romano a ricevere, Grello in area di rigore, attaccato da Poletto, rimessa dal fondo, Dalcin, Tres contro Rocia che tocca il pallone, poi Poletto, ancora Rocia, prova il Lido, Motta in mezzo, Poletto chiede una deviazione, non la ottiene e allora se la prende con il direttore di gara. Dalcin per Patias, controllo non perfetto, poi scarico su Romano, ha toccato Motta che termina a terra, problemi per il numero 11 di Angelini, gioco fermo al Pala di Fiore, cure mediche per Gabriel Motta e allora noi ne approfittiamo per un piccolo riassunto. Mancano 98 secondi all'intervallo, 0-0 al Pala di Fiore tra Lido di Ostia e Feldi Eboli in questa 24esima giornata. La situazione dei falli dice 3 scorrettezze per la Feldi, nessuna per il Lido di Ostia. Spray magico per Gabriel Motta che adesso si rialza. Va verso la panchina il numero 11, pronto a entrare Christopher Cutrupi. Fuori l'11, dentro il 10. Rimessa laterale per la Feldi. Romano però va a restituire il pallone al Lido di Ostia. Lo abbiamo detto, partita davvero corretta, tanto fair play in campo tra due formazioni che stanno dando tutto, ma stanno giocando nei limiti della legalità. Tanta intensità, tanta pressione da una parte e dall'altra, ma anche fair play sul gommato del Pala di Fiore. Adesso qualche protesta del Lido di Ostia che voleva un fallo laterale, il possesso invece viene concesso alla Feldi che prova con Tres, aggredito, fermato, poi torna sul pallone Tres, chiede il calcio d'angolo Poletto. Altre proteste del numero 89, arrivato nel corso dell'estate, rischia il giallo, ultimo avvertimento per Fabio Poletto che si scusa con il secondo arbitro, il signor Rigo D'Alessandro della sezione di Policoro. Alla prossima protesta potrebbe scattare l'ammonizione. La testa di Jetson, il petto di Poletto, poi Cutrupi, Jetson, Rocia, è partito Poletto, si va dall'altra parte però Cutrupi vuole puntare, le finte del 10 che cerca ma non trova Poletto. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Tres tocca per ultimo, rimessa laterale per il Lido di Ostia, 52 secondi all'intervallo, nessun gol in questo primo tempo nonostante le tante occasioni create da queste due formazioni. Jetson, lancio lungo per Poletto, gran controllo Poletto, alla fine ottiene il calcio d'angolo, controllo volante sublime dell'89 che poi ha cercato il momento giusto per girarsi, arginato da Grello in calcio d'angolo. Allora Jetson all'indietro, Cutrupi riceve, controlla, va da Rocia che punta a Romano, Rocia 1 contro 1, Rocia, Romano tocca il pallone, Rocia poi per Cutrupi, Rocia riceve sulla sinistra, saltato Patias, Rocia per Cutrupi con il mancino, Romano in scivolata determinante, calcio d'angolo, Cutrupi in mezzo, trova la testa di Tres, ancora Lido in avanti, vuole chiudere in attacco la formazione di Angelini, 20 secondi da giocare prima della fine di questo primo tempo. Jetson va a battere il calcio d'angolo, fischia il direttore di gara perché si trattava di fallo laterale. Allora tutto da rifare. Adesso protesta Richer. Rimessa laterale per il Lido. Jetson per Rocia. Rocia in avanti e Jetson con il tacco sblocca il match. 1-0 Lido a 14 secondi dalla sirena.
Grande gol di Jetson, il terzo in campionato, un gol importantissimo. 1-0 Lido di Ostia, time out Richer. Ultimi 14 secondi del primo tempo, Feldi sotto al palla di Fiore, la magia di Jetson a sbloccare questo match. Grello, Tress rischia, perde il pallone, allora Poletto prova ad andarsene, si prende il fallo laterale, 4 secondi, il Lido ha un'altra chance, può chiudere in attacco questa prima frazione, può cercare anche il gol del raddoppio, sarebbe clamoroso. Cutrupi in mezzo, il pallone passa, Jetson si lamenta, rimessa laterale per la Feldi. Luisinho la chiama Patias che vuole il lancio lungo, accontentato, ma Luisinho calcia malissimo. Altri 2 secondi sono trascorsi, rilancio di Ponto, la chiama Dalcin, arriva la sirena, finisce qui la prima frazione. Lido di Ostia 1, Feldi Eboli 0, decide il gol di Jetson.
Tutto pronto per il secondo tempo di Lido di Ostia Feldi Eboli. Si ripartirà dall'1-0 dei primi 20 minuti. Decide il gol di Jetson a 14 secondi dall'intervallo. Un colpo di genio con il tacco sul pallone illuminante di Rocia. Lido avanti 1-0. Sarebbe un successo fondamentale in ottica salvezza per la squadra di Angelini, ma manca una vita. Primo possesso della ripresa per la squadra avanti nel punteggio. Vediamo già Fabio Poletto nel cerchio di centrocampo sul punto di battuta, pronto l'89 a dare il via al secondo tempo. Fischietto in bocca, si riparte. Poletto per Gattarelli, Motta, Pasetti, Motta e poi Poletto, cercato ma non trovato. Pallone in fallo laterale, andrà Luisinho per la Feldi, punita a 14 secondi dall'intervallo da Jetson. Romano, Luisinho, triangolo che si chiude, Romano si prende il fallo laterale sfruttando l'ultimo tocco di Gabriel Motta. Feldi reduce da 3 vittorie consecutive. Forse sentite le urla di Ciccio Angelini, indicazioni per Gabriel Motta mentre il gioco è ripreso con il possesso della Feldi. Grello sulla sinistra, alza il pallone, Patias di testa, mette in mezzo Poletto, Pasetti, poi Motta, solo colpi di testa e poi Grello in tribuna a mettere in fallo laterale. Pronto Motta che riceve il pallone da Romano. Scarico per Pasetti, Gattarelli, Motta sulla destra, prova il numero 11, si accentra, se ne va, cerca la porta, trova il ginocchio di Luisinho, fallo laterale. È sempre pericoloso Gabriel Motta che può calciare praticamente da qualunque posizione del campo, ma soprattutto con entrambi i piedi. Pasetti per Motta, ancora Pasetti, Lido che ricomincia da dietro, Gattarelli di Ponto, controllo con la suola, lancio lungo con il destro a cercare Poletto, la testa di Grello, il controllo di Romano che si gira, poi Gattarelli si riprende il pallone, riparte Gattarelli, fa tutto da solo, Gattarelli litiga un po' con la sfera, alla fine ottiene il fallo laterale mentre Patias si prende il cartellino giallo per proteste. Primo giallo del match, sventolato in faccia ad Alessandro Patias. 9 gol in campionato per questo grandissimo campione, 2 scudetti in Italia con le maglie di Marca e Montesilvano. Poletto, il contrasto con Patias, poi Gattarelli, il fallo di Daniele Gattarelli su Patias, punizione per la Feldi, prima scorrettezza della ripresa mentre Poletto chiede l'intervento dello spazzolone. Romano rimedia con le mani asciugando di persona il rettangolo di gioco. Luisinho, gran palla per Patias, poi Romano murato dal Lido di Ostia, rimessa laterale per i campani. Un primo e 18 secondi sul cronometro del secondo tempo, 1-0 Lido, attacca però la Feldi, Luisinho prova a inventare, c'è la deviazione di Gattarelli, ci sarà il calcio d'angolo. La Feldi vuole ristabilire la parità, deve stringere i denti il Lido di Ostia che con questo successo si avvicinerebbe in maniera importante alla salvezza diretta grazie anche al KO del Mantova contro il Genova. Attenzione a Romano che da ottima posizione non trova lo specchio di porta, aveva cercato la girata immediata, palla sul fondo, Di Ponto pronto con le mani, la chiama Poletto, controllo complicato che non riesce del tutto al numero 89, possesso Feldi con Luisinho. Romano, il 4 aggredito, Grello pressato anche lui, rischia qualcosa, Luisinho in avanti nel vuoto, efficace
la pressione del Lido di Ostia, gli applausi della panchina, poi il rilancio di Di Ponte, il petto di Poletto, magia di Poletto che con il mancino per poco non fa 2-0, super giocata di Fabio Poletto, palla alta sopra la traversa, bellissimo soprattutto il controllo di petto con dribbling incorporato ai danni di Grello. Adesso Patias per Grello, Luisinho cerca Grello, lo trova con un gran pallone, 1 contro 1, Gattarelli, poi Poletto fa ripartire il Lido, Poletto va da solo, sfida tutta la difesa, ancora Poletto, poi Gattarelli ad aiutarlo, Romano a chiudere, Dalcin a rilanciare, cercando Patias, la testa del numero 8, la presa comoda di Di Ponto, Motta, Gattarelli, prova il 4, si accentra Gattarelli, frenata e scarico all'indietro, arriva Motta ad aiutarlo, il destro, Dalcin a respingere, poi allontana Patias con il tacco, Di Ponto blocca con le mani. Cercato Poletto, gran controllo, ancora Poletto, sempre prezioso con la sua qualità, un punto di riferimento fondamentale per la formazione di Angelini. Ancora Poletto, riceve il pallone, Poletto per Pasetti, Pasetti, Dalcin e poi Motta, murato da Luisinho, ancora Lido con Gattarelli, palla alta sopra la traversa, tripla chance per il Lido di Ostia, super Dalcin e non è una novità. Pasetti a un passo dal secondo gol consecutivo dopo quello di Mantova, sarebbe stato il terzo in Serie A per il classe 2002, personalità da vendere per Gabriel Pasetti, ex Roma, arrivato in prestito, subito determinante, sembra giocare in Serie A da una vita, il numero 6 di Ciccio Angelini, Luisinho allarga, Grello, lancio lungo, calibrato male, la parata di Ciccio Angelini come ai bei tempi, Pasetti per Poletto, spalla alla porta, pronto il raddoppio per lui, Poletto non è un problema, si gira, Poletto, conclusione smorzata da Grello e poi neutralizzata da Dalcin, Grello, Luisinho, Grello, Lido che resta alto a pressare, a complicare il giro palla della Feldi, che adesso fa tornare sul rettangolo di gioco Davide Moura, che ha preso il posto di Luisinho. Grello sfida Motta, se ne va Grello, cambio di lato, ottima lettura di Raul Roccia, che poi con l'esterno cerca Motta, si prende il fallo laterale. Ritmi sempre alti al Pala di Fiore, continui capovolgimenti di fronte, Roccia per questo fallo laterale, Jetson batte male Raul Roccia che prova a discolparsi, ma il direttore di gara ormai ha deciso, possesso che passa tra i piedi della Feldi, pronto Tres, Moura, Grello, Moura sulla destra, lungolinea per Danicino, contenuto dal Lido che riparte con Jetson per Cutrupi, poi Dalcin risolve, fischia il direttore di gara, fallo di Cutrupi sull'estremo difensore avversario, seconda scorrettezza del Lido dopo 3 minuti e 55 secondi di questo secondo tempo. Fuori Poletto, dentro Federico Barra, il capitano del Lido, trasformato lo scorso anno in pivot dopo diversi anni da laterale. Danicino, spalla alla porta contro Jetson, prova il 10, ricomincia da Grello, poi Tres, Danicino, Grello sulla sinistra, avanza il 21 contro Barra che recupera il pallone, poi la chiama Di Ponto, lancio lungo, ottima lettura di Dalcin che di testa trova anche Moura, duello con Barra, Moura prova lo spunto, campo finito, rimessa per il Lido, preziosissimo lavoro difensivo di Federico Barra che adesso va in avanti, il 5 con Moura, poi Roccia, Cutrupi male, Moura in anticipo, vince il rimpallo, poi Jetson allontana tra le braccia di Dalcin, Tres in avanti, Danicino
Suolata, Romano impegna Di Ponto che alza sopra la traversa, attento il numero 26 sul destro potentissimo di Sergio Romano, calcio d'angolo per i campani, buon riflesso di Ponto. Romano andrà per questo calcio d'angolo, pallone consegnato da Barra, scucchiaiato da Romano, Danicino con il mancino, gioco però fermo, punito un blocco di Tres su Rocha, primo fallo della Feldi in questa ripresa. Siamo al quinto del secondo tempo, il Lido è avanti 1-0 grazie alla magia di Jetson che adesso andrà a battere questo calcio di punizione. Chiede la distanza, poi serve Rocha. Cutrupi cerca lo spunto, fermato, rimessa laterale per Tres. Moura, Romano in avanti, non può arrivare Danicino, controlla Jetson che lascia scorrere il pallone, si accontenta del fallo laterale, serve Cutrupi che rischia tantissimo sull'aggressione di Tres. A 2 passi dalla linea di porta, Di Ponto con le mani, la testa di Moura, il tocco di Cutrupi, Rocha per Barra, il controllo del capitano, la chiusura di Moura, rimessa laterale per i bianchi. Manca il pallone, allora bisogna attendere qualche istante. Ecco la sfera, Cutrupi per Rocha, Jetson di prima, Barra fermato, arriva Jetson, poi Cutrupi cerca lo spunto, Jetson, protesta il Lido per un tocco con il braccio, fischia il direttore di gara, cartellino giallo per Moura e calcio di rigore per il Lido. Al 6° minuto del secondo tempo, calcio di rigore per i padroni di casa, il fallo di mano di Moura che si è preso anche il giallo, secondo ammonito della Feldi dopo Patias, ma soprattutto calcio di rigore per il Lido di Ostia. Pronto Raul Rocha, fin qui impeccabile dal dischetto, sistema il pallone con estrema cura, Rocha contro Dalcin, questo è il duello, questa la sfida con il Lido che potrebbe portarsi sul 2-0. Si attende il fischio, il direttore di gara, arriva adesso, allora Rocha con la rincorsa, con il destro, Rocha! Un cecchino, 2-0 Lido al 6° del secondo tempo. Raul Rocha fa 14 in campionato, doppio vantaggio per i ragazzi di Ciccio Angelini. Jetson e adesso Rocha, risultato importantissimo per la squadra di casa. Ciccio Angelini carica i suoi ragazzi, vuole massima concentrazione perché manca una vita al termine di questo match. Danicino fermato, Rocha allora può scatenarsi, va da Jetson con il cucchiaio, Moura salva sulla linea, cosa stava per inventare Jetson, adesso Cutrupi con il mancino, Romano in fallo laterale, ha subito il colpo la Feldi Eboli, il Lido vuole allungare ancora, ha sfiorato il 3-0 con Jetson, insiste ancora la squadra di casa, Rocha per questo fallo laterale, la chiama Jetson, si va da Barra, il destro del capitano. Conclusione alta sopra la traversa. Dalcin pronto con le mani. Moura. Tres. Raddoppiato, fermato. Cutrupi riparte. Cerca Barra. Ottimo lavoro del capitano. Poi Jetson nel cerchio di centrocampo. Torna dal 21. Cutrupi. Rocha. Cutrupi. Rocha. Jetson alza la sfera, Cutrupi di testa sul secondo palo, Barra non aveva seguito l'azione, chiede un tocco della Feldi, non viene accontentato, rimessa Eboli dunque con Romano che ricomincia da Dalcin, lancio per Patias, anticipo secco di Jetson che trova anche Cutrupi, fermato da Moura, prova il 2 che lascia Patias, Romano. Luisinho, Patias, è partito Luisinho, cercato da Patias, pallone leggermente lungo, se la cava il Lido di Ostia.
Di Ponto per Barra, pallone altissimo, non può nulla il capitano, Dalcin con le mani per Grello, appena rientrato in campo al posto di Moura. Settimo del secondo tempo, doppio vantaggio lidense grazie a Jetson e Rocha. Prova Patias, Luisinho chiuso da Rocha. Continua a sgolarsi Gianfranco Angelini, il suo carisma al servizio del Lido, a caccia del secondo successo consecutivo dopo l'impresa di Mantova all'ultimo secondo. Grazie a Poletto. Grello per il calcio d'angolo della Feldi, che ovviamente non vuole mollare, vuole allungare la striscia positiva la squadra campana. Grello scucchiaia, Luisinho con il mancino in mezzo, gesso in angolo, esulta il numero 8. Intervento importante per il Lido, adesso dovrà stringere i denti sul ritorno della Feldi. Pallone in mezzo, Romano, controllo complicato, poi Grello, Barra in fallo laterale. C'è da soffrire adesso per i ragazzi di Ciccio Angelini. Grello, Luisinho in mezzo, Rocha recupera, poi ragiona. Jetson, si allarga Rocha sulla destra, riceve il pallone, ancora Rocha, rischia tantissimo Suolata a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ha rischiato Rocha. Luisinho per Romano, Barra respinge il pallone, poi Romano di testa alleggerisce su Dalcin che va da Grello. Cutruppi capisce, tocca il pallone ma non riesce a ripartire. Dalcin con i piedi, non sa chi darla, alla fine va da Patias. Lido alto a pressare, Grello rischia tantissimo, Grello che però tiene il pallone, poi allontana. Patias si impegna ma non riesce a mantenere in campo la sfera. Triplo cambio per il Lido di Ostia, dentro Poletto, Gattarelli e Motta. Fuori Cutruppi, Barra e Jetson. Forze fresche per Ciccio Angelini che ha visto i suoi un po' in difficoltà. Adesso si alza il Lido ad aggredire la Feldi, tocca a Rocha, rimessa laterale che verrà battuta da Romano. 12 minuti e 15 secondi alla fine, 2-0 Lido. Grello per Romano, buon pallone, Rocha però a leggere alla grande la situazione e a prendersi il fallo laterale. Pronto il 14, profondità, Poletto, controllo delizioso dell'89 che poi si gira, ancora Poletto, va da Gattarelli, Gattarelli trova il calcio d'angolo, colpito in testa Grello, stordito il 21 di Richer. Allora bisogna attendere qualche secondo prima del calcio d'angolo, nulla di grave per il 21, si scusa Gattarelli, accetta tutto quanto Grello. E allora gioco che può riprendere Motta per il corner, scucchiaia, Poletto in area di testa, Dalcin respinge, poi Romano a perfezionare il disimpegno, lotta Poletto che si prende anche la rimessa laterale. Super lavoro di Poletto, giocatore fantastico, sa fare praticamente tutto. Poletto che riceve da Rocha, poi va da Gattarelli, pallone fatto uscire, Motta, Rocha, Poletto, lotta, poi impatta male il pallone, se lo riprende però, allora Poletto contro Dalcin, Poletto sull'esterno della rete, a un passo dal 3-0 il Lido di Ostia. Grello in avanti per Caruso, contrastato da Motta, poi anche da Poletto. Il possesso del Lido. Motta per Pasetti, pallone lungo, non arriva il 2002 che ringrazia però il compagno. Grello, Luisinho controlla male, poi torna da Grello, rischia tantissimo la Feldi che però esce bene. Allora Luisinho, Grello, il Lido però resta alto ad aggredire. Romano si gira, magia di Romano che alla fine conquista il calcio di punizione.
Pasetti a brutto muso con il direttore di gara, si prende il cartellino giallo il numero 6 che poi chiede scusa a Romano. Primo giallo per il Lido, sventolato in faccia a Gabriele Pasetti dopo la magia di Sergio Romano. Ci avviciniamo a metà del secondo tempo, 10 minuti e 56 secondi da giocare al Pala di Fiore, con il Lido avanti 2-0 grazie ai gol di Jetson e Rocha. Grello dice a Luisinho di avanzare, poi serve Romano, adesso Luisinho sotto le gambe di Poletto, Grello di prima, Romano a ricevere, Luisinho, Grello a sinistra, si accentra, torna da Luisinho, saltato Motta che poi recupera il pallone, 3 contro 1 per il Lido, attenzione a Pasetti, Pasetti pronto per il destro, Dalcin chiude lo specchio, poteva fare decisamente di più il Lido, 3 contro 1 non sfruttato alla perfezione grazie anche al riflesso di un ottimo Dalcin, ancora una volta decisivo. Richiamo per Luisinho che ha rischiato il cartellino probabilmente per protesta, aveva chiesto un fallo il 22 di Richer. Da quella situazione è nata la ripartenza del Lido, 3 contro 1, poi non sfruttata alla perfezione grazie anche all'intervento di Dalcin. Lancio lungo, Dalcin la chiama e la blocca, Luisinho pressato, fermato, grande Lido in questa fase, Gattarelli rischia, vince il rimpallo, ancora Gattarelli, allarga sulla sinistra, Motta in mezzo, Gattarelli non trova il tocco vincente, allora riparte la Feldi, rimessa laterale per il Lido di Ostia che sta costruendo tanto, vuole provare a chiuderla la squadra di Angelini che sul doppio vantaggio non può stare tranquilla. Ricordiamo il triplo vantaggio non sfruttato contro il Camedosson nell'ultima gara casalinga, da 4-1 a 4-4, tanti rimpianti per quel pareggio, con il Lido punito dal portiere di movimento avversario. Adesso Pasetti, ancora Dalcin, strepitoso, poi Romano mette giù il pallone, trova Grello, anzi no, perché Gattarelli recupera l'ennesimo pallone della sua partita, poi Poletto si distende, Poletto, Dalcin in fallo laterale, sta costruendo una quantità industriale di palle gol il Lido, la Feldi è in evidente difficoltà. Deve approfittarne però la squadra di Angelini, perché il futsal è uno sport stranissimo, puoi dominare una partita intera e poi essere punito nel giro di pochissimi secondi, quindi attenzione perché 2 gol non sono garanzia di successo. 9:38 alla fine del match, Jetson a 14 secondi dalla sirena, poi nella ripresa il calcio di rigore trasformato da Raul Rocha, salito a 14, miglior marcatore del Lido, a 13 Poletto che adesso lotta per cercare di recuperare il pallone, Romano con il tacco, bene per Grello, profondità, Motta cerca l'anticipo, alla fine costringe all'errore Patias. Rimessa laterale per i bianchi, Pasetti in avanti per Poletto, adesso richiamato in panchina al suo posto Barra, dentro anche Jetson e Rocha, triplo cambio, vuole sempre forze fresche sul rettangolo di gioco Ciccio Angelini. Il Lido fa del ritmo una delle sue armi migliori. Adesso Luisinho, siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo, 9 minuti alla fine del match, prova la Feldi con il portiere di movimento, 5 contro 4, pallone in mezzo, il Lido allontana e Caruso torna in panchina. Angelini ordina ai suoi di restare alti per impedire il portiere di movimento avversario. Dalcin rilancia male, allora possesso Lido.
Caruso ovviamente resta in piedi, pronto a subentrare. Barra con il petto, gran controllo del capitano, ancora Barra che lotta contro due, viene fermato il capitano del Lido che poi commette fallo e si prende anche il giallo. Il fallo poteva starci, il giallo francamente è sembrato un po' eccessivo, secondo giallo anche per il Lido. Dopo Pasetti, Federico Barra, dall'altra parte Patias e Moura. Di nuovo portiere di movimento per Riquer, a 8:38 dal termine del match con il Lido avanti 2-0, 4-2 invece la situazione dei falli. Luisinho, Grello, Tres, power play, Feldi Eboli a caccia della rimonta. Luisinho, l'errore, Barra con la porta vuota, palla sul palo, si salva la Feldi, graziata da Federico Barra, anche un pizzico di sfortuna per il capitano del Lido, fermato dal palo. Allora ancora Feldi con il portiere di movimento, Luisinho, Grello, tiene palla il 21, poi Tres, Patias, Tres, 8 al termine, Grello va a destra da Caruso, raddoppiato, Jetson recupera il pallone, spinto, senza fallo secondo il direttore di gara, allora rimessa laterale per i campani. Grello, Luisinho, Grello, Tres, Grello, Patias, Grello nel cerchio di centrocampo, pallone a destra, Caruso, Grello, Patias in area di rigore, Di Ponto salva e poi Luisinho sul secondo tentativo non trova la porta. Occasione gigantesca per la Feldi per dimezzare le distanze, si resta però sul 2-0 per il Lido che gestisce con Motta. Buon pallone per Jetson, frenata e tocco di ritorno per Motta, lancio lungo tra le braccia di Dalcin che corre verso la panchina. Di nuovo portiere di movimento per la Feldi, pericolosissima con Luisinho dopo aver rischiato però il 3-0. Ricordiamo il palo di Barra. Grello, Patias, Grello, Luisinho, Grello, Patias, Luisinho, Grello, giro palla Campano, Grello, Luisinho, Grello, gran controllo con il tacco, ancora il 21, Tres, pallone che si impenna, Grello allontana trovando anche Tres, fermato dall'altro numero 11, Motta va da Barra, avanza il capitano spinto da Tres, calcio di punizione inevitabile e cartellino giallo per Tres. 6:39 al termine del match, terzo fallo della Feldi, è arrivato anche il giallo per Tres. Motta sul punto di battuta, da quella posizione può anche cercare la porta. Dalcin dà indicazioni a Danicino che va a posizionarsi in barriera. Pronto Motta, pronto anche il direttore di gara che ha già il fischietto in bocca. Parte Motta con il mancino verso la porta, Dalcin in fallo laterale. Lo avevamo detto, Motta da lì può calciare, lo ha fatto, si è preso il fallo laterale, allora il Lido insiste. Tocco all'indietro, Rocha, Jetson sulla sinistra, Rocha, Di Ponto, lancio lungo, l'anticipo di Tres che però mette in fallo laterale. Va bene così al Lido di Ostia che fa passare secondi preziosi, ma manca ancora tanto alla fine del match. Motta a cercare Barra alla testa di Moura, poi Danicino si addormenta, bruciato da Barra che poi ricomincia da Motta. Pallone alzato, Barra lo controlla alla grande ma non riesce a tenerlo in campo. Rimessa Feldi, portiere di movimento sempre con Caruso a 369 secondi dalla fine del match. Tres, Luisinho servito da Grello, si torna dal 21, si va da Tres sulla sinistra, Grello centralmente, Tres, Grello, scambiano i due,
avanza Grello, tocco per Luisinho, Caruso in area, Di Ponto straordinario, poi Jetson, Grello però controlla e riparte, Luisinho, Grello stringe i denti il Lido sul portiere di movimento della Feldi, 2 gol da difendere, Grello, Luisinho, Grello, poi Patias, Grello in avanti, Jetson in scivolata ad anticipare Tres, fuori barra dentro Poletto, Tres all'indietro, Patias, Tres si gira alla grande, entra in area di rigore, mette in mezzo, il Lido si chiude, poi Rocia per Motta, può ripartire la formazione di Angelini, Motta in mezzo per Poletto, Poletto spreca in maniera clamorosa la palla del 3-0, Tres all'indietro, Grello scende a protezione della porta, il Lido di Ostia come vuole Angelini, Luisinho 5 al termine, Grello, Tres, Grello avanza, va da Luisinho, Grello per Patias, Grello a destra, Luisinho, Grello guadagna qualche metro, poi Patias, ancora Grello, cambio di posizione tra Luisinho e Caruso, Grello va da Caruso, Luisinho in area, mette in mezzo, occasione sprecata da Tres in maniera incredibile, il pallone sembrava già in rete, non sappiamo come abbia fatto a sbagliare Tres, testa bassa per il numero 11 che si dispera. Intanto piccolo break, il time out chiesto dalla Feldi Eboli. Time out terminato, le indicazioni di Richer, 4:34 al termine del match, 2 gol di vantaggio per il Lido di Ostia. Jetson nel primo tempo, Rocia sul rigore nella ripresa, calcio d'angolo però per i campani che non vogliono mollare, ci provano con il portiere di movimento Tres per questo angolo, tocco all'indietro, Patias, Grello, Patias, cambio di lato, si va a destra da Luisinho, tocco in mezzo per Patias, Caruso sul secondo palo, Tres sbaglia anche questa. 2 errori clamorosi del numero 11 e il Lido ringrazia. 4:22 al termine, rimessa per Rocia, pallone a cercare Poletto, esce dal Cin, poi Moura riparte, Moura centralmente, cerca la porta, non la trova, destro potente, controllato però da Di Ponto, rimessa dal fondo per il Lido, Di Ponto avvicino a sé, Motta lo ignora, va a lungo per Poletto, la testa di Moura, poi Patias malissimo, allora Poletto, Rocia potrebbe ricominciare da dietro, lo fa in questo momento, Motta chiede a Cutruppi di partire, lo cerca, non lo trova, rimessa dal fondo, dal Cine, guarda la panchina ma resta momentaneamente in campo, Grello, Cutruppi recupera ma concede il fallo laterale ai campani. È tornato Caruso in campo, allora power play per Richer. Luisinho, Grello, Patias, Grello, Luisinho, Grello, poi
Tres che ha avuto due grandi chance, entrambe sbagliate, sprecate sul secondo palo. Grello, Luisinho si alza il Lido a pressare, poi torna indietro a protezione della porta dell'area di rigore. Grello, Tres, Patias di prima, Caruso si impegna ma non riesce a tenere in campo il pallone. Allora Cutrupi pronto a battere, Rocha allontana regalando la sfera a Grello, fuori dal CIN, torna in campo Caruso, 3 minuti al termine. Luisinho, Grello, Tres, Grello, Luisinho, Cicciangelini a telecomandare i suoi ragazzi verso un'altra impresa. Grello, Patias, Grello, Caruso in avanti, pallone in mezzo, Rocha in fallo laterale. Luisinho, Grello, Patias, Grello, passano i secondi, si va a sinistra da Tres, scarico all'indietro, Grello, poi Luisinho per Caruso, pallone sul fondo, Di Ponto vuole affrettare i tempi, Rocha riceve il pallone, poi va da Motta, profondità a cercare Cutrupi, gestito male questo possesso dal Lido che torna a difendere sul portiere di movimento avversario. 143 secondi al termine. Luisinho, Grello, Tres, Grello, braccio destro alzato, lascia il pallone a Luisinho, poi Grello di prima, Cutrupi in fallo laterale. Altri secondi guadagnati dal Lido, ne mancano 126 alla fine del match, 2-0 per i padroni di casa grazie a Jetson e Rocha. Ci prova la Feldi, fallo laterale che verrà battuto da Tres. Grello, Tres va a destra da Luisinho, Grello ha un po' di spazio, cerca la porta, Di Ponto in angolo a salvare il Lido, a preservare il doppio vantaggio. Tres all'indietro, Patias a destra per Luisinho, Luisinho carica il tiro, poi cambia idea, Grello, Tres, Grello, avanza il 21, va da Caruso e poi Patias, porta vuota, accorcia le distanze. -1 Feldi Eboli con la rete di Patias. Finale tutto da vivere al Pala di Fiore, 102 secondi incandescenti. Richiamo per la panchina della Feldi, poi gioco che riprende con Rocha a impostare, Gattarelli a lottare in mezzo al campo, fermato, poi Motta recupera il pallone, cerca Cutrupi che cambia passo, poi mette in mezzo, Gattarelli da CIN, fenomenale, allora riparte la Feldi, Romano, saltato Gattarelli, allontana Motta, Moura si accontenta del fallo laterale. Portiere di movimento allora, Rocha aveva provato a prendersi il pallone, la rimessa però è dei Campani che attaccano con il power play, poco più di 60 secondi alla fine. Grello, Tres, Grello di nuovo, stiamo per entrare nell'ultimo minuto, Tres all'indietro, Grello, Luisinho, Motta, fischia il direttore di gara, cartellino giallo per Motta. Calcio di punizione per la Feldi, fuori area il tocco con il braccio del Lido di Ostia. Sinceramente non abbiamo visto bene questo episodio, da segnalare anche il quinto fallo del Lido di Ostia. 59 secondi, che finale al Pala di Fiore. Calcio di punizione molto interessante per la Feldi, c'è da soffrire. Giallo anche per Di Franco in panchina, fioccano i cartellini in questo finale.
Quinto fallo del Lido di Ostia, calcio di punizione per la Feldi, Grello sul pallone. Conte Passi, il direttore di gara. Barra e Motta in barriera. Richer dà indicazioni a Patias che cambia la sua posizione con Caruso. Parte Grello, poi Luisinho, murato da Rocha, Grello, murato da Barra che esulta come se avesse segnato, se la cava il Lido, ma la Feldi resta in avanti. 56 secondi al termine, un gol a dividere queste due grandi formazioni. Patias a gestire la sfera, Grello, Patias si gira, poi allarga, Luisinho alto sopra la traversa, poteva fare di più il numero 22. 48 secondi alla fine, rimessa dal fondo, Di Ponto con le mani, è tornato tra i pali dal Cin. Di Ponto cerca Barra che non riesce a controllare, chiede il calcio d'angolo, non lo ottiene. Dal Cin allora si alza il Lido a pressare, Rocha a mettere nuovamente il pallone sul fondo del campo. Dal Cin va a lungo, Jetson in anticipo, sempre tra le braccia di Dalcin. Passano i secondi, lancio lungo, Patias contro Jetson, controllo complicato e allora Di Ponto con le mani a 33 secondi dalla fine del match. Barra deve tenere questo pallone, non ci riesce e l'Eboli può ripartire con il portiere di movimento. Luisinho porta velocemente il pallone, siamo nella metà campo difensiva del Lido, attacca la Feldi, 20 secondi al termine. Grello centralmente, Grello per Tres, Caruso si divora il gol del pareggio a 16 secondi dalla sirena. Occasione clamorosa per Umberto Caruso che grazie al Lido 2-1. E adesso vediamo come gestirà questo possesso, forse il più importante della stagione, la squadra di Angelini. Di Ponto per Barra che si gira, Barra tiene il pallone, ancora Barra fermato, riparte allora Grello, meno di 10 secondi, Grello avanza, allarga per Luisinho che non controlla, rimessa Lido, 4 secondi, esulta già la panchina di Ciccio Angelini che pregusta una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Rocha fischia il direttore di gara e allora la rimessa è della Feldi che può regalarsi un'ultima chance. Luisinho per Grello, Luisinho malissimo e allora parte la festa del Lido di Ostia, 2-1 alla Feldi Eboli grazie ai gol di Jetson e Rocha sul rigore, un successo fondamentale in ottica salvezza.